Buonasera amici di Calcio Napoli 24 e benvenuti al consueto appuntamento con lo speciale calciomercato targato appunto Calcio Napoli 24 TV. Un saluto da Ciro Novellino, Emanuele Bernardo in cabina di regia. Oggi è il Buongiorno Day, il B-Day, perché Alessandro Buongiorno ha svolto questa mattina le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Il nostro Ilario Covino vi ha raccontato con le immagini dell'arrivo, delle visite mediche, della partenza appunto per il prosieguo delle sue vacanze, non invece per quello che sarà l'arrivo a Di Maro, in quanto il calciatore ha appunto giocato l'Europeo non da protagonista, ma è stato nel roster di Luciano Spalletti, cosa questa che gli consente ovviamente di godersi ancora un po' di vacanze, tant'è che in vacanza ci sono ancora Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Folo Lunscio, Alex Meret, che ovviamente fanno parte, oltre a Mattias Olivera che deve ancora giocare la finale di Coppa America nei prossimi giorni e che, come dicevo, godranno del proprio periodo di vacanze. Un buonasera a tutti quanti voi che ci state seguendo sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche ovviamente attraverso il nostro canale YouTube, perché appunto siete in tanti anche questa sera. Vi daremo tante notizie, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, lasciate like alle nostre dirette, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati ed essere i primi ad avere le nostre notizie, e soprattutto lasciate i vostri messaggi, come scrive Salvatore Onina. Forza Napoli sempre, novità per Zerbin che daremo nel corso della serata, anche novità su Greenwood che sono arrivate fresche in redazione, e poi un saluto anche alla ritrovata Anna Pirozzi che appunto ci saluta. Questa sera sono da solo per il momento, perché tra pochissimo andremo in collegamento in quella di Di Maro Folgarida, dove ci sarà Manuel Guardasole, la squadra appunto al completo di Calcio Napoli 24 che appunto ci darà gli ultimi aggiornamenti che riguardano ovviamente le sedute di allenamento. E io parto proprio dalle sedute di allenamento perché ovviamente, eccolo qui, questo è quanto accaduto nella seduta di allenamento appunto pomeridiana, con le ovazioni per Antonio Conte, per Lelio Oriali, questa nuova figura che arriva nel Napoli e che fino a questo momento non c'era sostanzialmente mai stata, perché mai appunto De Laurentiis si era voluto affidare ad un uomo di questo carisma per gestire i rapporti tra la squadra e ovviamente la società. E Lelio Oriali, che è una figura del genere, un sergente di ferro, un po' all'Antonio Conte, si trova ovviamente alla perfezione con il tecnico ex Juve e Inter, e di conseguenza è entrato già nel cuore dei tifosi napoletani. Andiamo a vedere ciò che è accaduto nella diretta. Dobbiamo, e ne parleremo anche con Manuel Guardasole tra pochissimo, dobbiamo evidenziare come ci sia una novità nelle sedute di allenamento del Napoli, perché da oggi per i primi 40 minuti su per giù di seduta di allenamento non è possibile per i tifosi e per la stampa poter assistere. Quindi una prima parte di seduta d'allenamento che è blindatissima, con in campo soltanto calciatori e staff tecnico. È un diktat appunto che arriva da Conte, che è fuori tutti gli altri sono fuori appunto dal comunale di Calciato, non ci sono immagini, non ci sono appunto notizie, però sicuramente ovviamente qualcosa si cercherà anche appunto di capire. Comincia poi la seduta tattica dalle 18:15, quando la stampa e i tifosi hanno fatto ingresso sul terreno di gioco e nella tribuna stampa. Una seduta tattica per Antonio Conte, in cui lo stesso Conte ha assistito anche alle soluzioni offensive e sull'andare a concludere la fase offensiva con un tocco. Anghissa e Caiustre, molto stimolati dal tecnico, al centro della seduta odierna. Poi due partitine, gialli contro blu, blu contro azzurri, un bel gol di Khedira, un gran gol di Ngonge, una partitina che appunto ha visto ritmi comunque alti nonostante siamo soltanto nei primi giorni di ritiro. Ma per tutti i dettagli ovviamente tra pochissimo andremo
da Manuel Guardasole, perché c'è curiosità nel capire qualcosa in più riguardo a questo incontro in campo che c'è stato Anghissà, questa chiacchierata in campo che c'è stata tra Frank Zambo, Anghissà e Antonio Conte, così come il problema fisico che ha riscontrato a fine allenamento il Ciolito Simeone, un piccolo fastidio che lo ha costretto poi a lasciare la seduta di allenamento. Ricordiamo ieri, per esempio, al termine della seduta di allenamento, Victor Osimhen è uscito con una vistosa fascia, anzi è il primo giorno che Victor Osimhen è uscito con una vistosa fasciatura alla caviglia con ghiaccio, però tutto sembra essere rientrato. Andiamo ai fatti di giornata, andiamo ovviamente a parlare di calciomercato, in attesa appunto di avere in collegamento da Di Maro Folgarida il nostro Manuel Guardasole. Partiamo da Di Lorenzo, finalmente telenovela finita con il capitano che ieri, come sapete, ha scritto una lettera, tra l'altro poi anche, eccola qui, ve la mostro su calcionapoli24.it dal nostro chat, dalla nostra chat, o meglio, dal nostro touch, ringraziando sempre appunto il nostro Manuel Guardasole. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che appunto ha annunciato con una lunga lettera la sua permanenza al Napoli in maglia azzurra. Nelle ultime settimane dice: il nostro amore è stato un po' scombinato, effettivamente si è parlato tanto ovviamente intorno a Giovanni Di Lorenzo, con la volontà, lui stesso ammessa, di aver pensato anche di cambiare aria, però poi l'amore per questo club, l'amore per la maglia azzurra, la volontà, fam sta cu te, ha gridato Giovanni Di Lorenzo, e alla fine ovviamente il matrimonio andrà avanti con il capitano del Napoli, che resterà all'ombra del Vesuvio, porterà ancora la fascia di capitano sul braccio, per buona pace ovviamente di chi pensava invece ad un addio, ma anche e soprattutto per la gioia, la contentezza di Antonio Conte, che punta e tanto sul suo capitano, lo vuole nella sua squadra, nel suo organico, e di conseguenza appunto accadrà questo. Mi dice Emanuele Bernardo che non ci sarà Manuel Guardasole, ma Riccardo Nicotra. Perfetto, attendo soltanto ovviamente il tuo ok per poter andare in collegamento. Nel frattempo torna magari Emanuele su di me, così parliamo anche di quella che è la situazione legata ad Alessandro Buongiorno. Poi più tardi vedremo anche le immagini relative appunto all'arrivo di Alessandro Buongiorno questa mattina alle visite mediche. Ormai è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, si attende soltanto l'ufficialità, il comunicato, il benvenuto Alessandro, che Aurelio De Laurentiis scrive ovviamente ogni qualvolta arriva un calciatore, in questo caso ovviamente Alessandro, perché è il nome di battesimo di Alessandro Buongiorno, che sarà al centro della difesa del Napoli, un calciatore voluto a tutti i costi da Antonio Conte, che lo stesso Antonio Conte aveva incontrato in quel di Torino prima della partenza per l'Europeo, i tanti contatti fino appunto alla fumata bianca. E quindi Alessandro Buongiorno sarà un giocatore del Napoli, ha sostenuto le visite mediche questa mattina a Villa Stewart, come vi ho detto in precedenza. Tutto è andato per il verso giusto, di conseguenza il calciatore è partito ovviamente alla volta delle proprie vacanze, poi tornerà a disposizione, si metterà ovviamente a disposizione probabilmente per il ritiro di Castel di Sangro. Ma andiamo nel ritiro di Di Maro Folgarida, andiamo da Riccardo Nicotra. Ciao Riccardo, buonasera. Ciao Ciro, buonasera. Eravamo ancora in fase di preparazione, ma ci siamo. Mi vedete un po' Ho visto tagliato, ma ci anche il buon siamo. Marco Lombardi, che Ecco, sistemava sì. le ultime cose. Sì, è Ma sempre, ovviamente, siamo sempre di fretta, però ci siamo. Riccardo, mi togli subito una curiosità, perché l'abbiamo visto appunto oggi ed è una novità sostanzialmente Sì, quella che abbiamo visto. La prima parte della sessione di allenamento è a porte chiuse per tifosi e per stampa. Che cosa accade in esatto. quei 30 minuti? Anche perché quei minuti iniziali dovrebbero essere di riscaldamento.
Ciro, noi l'abbiamo chiamato sui social in live un allenamento top secret per i primi, direi, 45 minuti, perché dalle 17:30 alle 18:15 sono stati 45 minuti dove non è potuto entrare praticamente nessuno. Allenamento top secret perché praticamente se non eri un calciatore o un membro dello staff non potevi accedere al campo e dunque addirittura fisioterapisti non sono potuti accedere in quei minuti al terreno di gioco, quindi insomma quello che è successo nel particolare non lo sappiamo, abbiamo visto qualcuno che provava a spiare e ci dicevano che c'erano insomma sedute però simili a quelle di ieri, quindi in questo momento nulla di particolare, magari può essere anche qualcosa per i giorni futuri, dato che tutte le sedute pomeridiane saranno così per volere appunto di Antonio Conte. O magari probabilmente anche qualcosa detto ai calciatori, visto che la tribuna del comunale di Calciato è attaccata sostanzialmente al terreno di gioco, c'è soltanto un po' di pista atletica intorno. Può darsi anche che Antonio Conte abbia voluto parlare ai propri calciatori con maggiore tranquillità, e questo magari sarà un diktat anche per tutto il resto della stagione, anche a Castelvolturno, perché se mi dici che anche i fisioterapisti che fanno parte ovviamente dello staff non possono accedere al terreno di gioco, effettivamente è un qualcosa di strano, ma che mi fa pensare ad un voler tenere bocche Io cucite e non portare fuori credo sia anche spifferi. Ciro, credo sia anche per tenere comunque un certo ordine. Abbiamo visto l'anno scorso un Napoli che è stato come un treno che è deragliato dai binari e ora Conte sta cercando di rimetterlo proprio su questi binari per farlo correre bene. Insomma, mettere delle regole è qualcosa di importante, di fondamentale per ripartire. E questo parte anche da questi piccoli gesti, insomma. Poi magari nelle prossime sedute ci saranno delle prove tattiche e quindi sarà ancora più a porte chiuse, ma ti assicuro che oggi c'è stata veramente tanta polizia, non si è mai vista così tanta polizia qui a Di Maro, steward, polizia, insomma c'era tantissimo controllo che nessuno provasse a spiare. Ecco, a proposito di spiare, tu sei l'uomo dei social, i social ovviamente sono tua gestione, però Ricky, è particolare anche questa nuova formula di autografi, no? Perché bisogna prenotarsi, chi non ha l'accredito non può avvicinare i calciatori che sono collocati all'interno di un appunto stand nel quale si fanno avvicinare appunto da due, tre persone alla volta, firmano autografi e scattano fotografie. Tu però da lontano, quindi non stavi spiando, eri lì da lontano, però qualche immagine l'hai fatta arrivare. Abbiamo visto Politano, abbiamo visto anche Nathan, abbiamo visto, se non vado errato, Juan Jesus insieme a Sì, 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 Politano. Ecco, sì, sì, Ciro, che ma cosa si dice lì? Cosa si dice lì, Riccardo, di questa cosa? Perché a me sembra un pochino strana, no? Come cosa, 3.000 persone, soltanto 70 possono avvicinare i calciatori, è un pochino poco. allora, diciamo che in realtà non sono propriamente 70 perché ci sono due nominativi a Mm. testa, quindi alla fine poi se qualcuno chiede il nominativo per due si potrebbe arrivare a 140 persone. Sono comunque un numero ridotto rispetto poi a quello che è il totale di tifosi qui a Di Maro, sia tra chi entra all'interno dello stadio e chi resta fuori al Summer Village, magari con i figli a fare tutte le proprie attività. Però insomma è un qualcosa di particolare questa forma di accreditamento per gli autografi e è qualcosa di nuovo, l'abbiamo spiegato, l'ho spiegato io personalmente in un video che potete trovare tutti quanti, insomma, i nostri lettori, i nostri follower su Instagram e su TikTok. È praticamente molto semplice, almeno a dirsi, bisogna inquadrare questi cartelloni in giro per Di Maro con il QR code, dopo lo scan si verrà rimandati alla piattaforma del Napoli per prenotarsi, chiaramente se si sarà in tempo e se ci sarà la conferma dell'accredito, poi si riceverà questo braccialetto che deve corrispondere al nome insomma, dato sulla piattaforma, quindi il nominativo deve corrispondere. A quel punto, chiaramente, poi dopo si potrà mettere in fila chiunque, ma entrerà soltanto chi ha il braccialetto che corrisponde col nominativo e a quel punto potrà ricevere le firme dei giocatori. Poi alla fine ieri abbiamo visto che Politano e Juan Jesus comunque hanno firmato le maglie e fatto le foto anche dei pochi tifosi che si sono radunati sotto al palco proprio dove noi abbiamo fatto i video, però insomma sopra al palco
possono starci, è come un firmacopie, nient'altro. Oggi Ah, sono usciti poco fa. sì, 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 ti dimmi, dico dimmi. solo che sono usciti poco fa Khedira e Zerbin Mm. ad autografare, Ecco, chiaramente. Riccardo, quindi allora qualche autografo in più lo stanno firmando, cioè non si limitano soltanto a quelli che hanno, diciamo, l'accesso, cioè se qualcuno Allora, si ferma sotto al palco, Ciro, dipende dalla volontà del calciatore fondamentalmente. Le beh, istruzioni certo. della security sono quelle di non scendere. Ieri era comunque il primo giorno, era questa novità degli accrediti, non è stata digerita benissimo poi da tutti i tifosi proprio, chiaramente, tranne qualcuno che diceva, insomma, abbiamo gestito meglio la situazione perché l'anno scorso era ingestibile, c'erano tantissime persone, quest'anno è stata gestita così. Insomma, qualcuno ieri, erano una ventina di tifosi massimo, è riuscito a strappare qualche autografo e qualche foto. Oggi ce n'erano molti di più per questo motivo ad attendere fino alla fine, ma è stato un po' diverso, quindi anche qui la risposta è insomma a discrezione del giocatore. Prima di andare a chiedere a Riccardo Nicotra altre cose relative al ritiro e alla giornata di oggi, voglio rispondere a Salvatore Onina perché mi riallaccio ovviamente alla presenza di Riccardo e della squadra e alla squadra di Calcio Napoli 24 in quel di Di Maro, perché Salvatore Onina chiede domani la conferenza stampa di Antonio Conte sarà trasmessa da Calcio Napoli 24? Assolutamente sì, perché la squadra composta da Riccardo Nicotra, Manuel Guardasole, Marco Lombardi, Lorenzo Sorianiello e Vittorio Bernardo sarà ovviamente impegnata in quel di Maro tutti i giorni, e tutti gli eventi che vi possiamo mostrare ve li mostreremo live e gratuitamente, compresa anche la conferenza stampa che ci sarà domani, se non vado errato, Riccardo, alle 14, giusto? Sì, esattamente, alle 14 domani ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte, vedremo insomma quelle che saranno le domande e anche le risposte del mister azzurro. Antonio Conte sta parlando singolarmente con alcuni senatori dello spogliatoio. L'abbiamo visto parlare con Victor Osimhen nel primo giorno, ma l'ha fatto anche con Frank Zambo Anghissà. Ecco, va a prendere in questo momento i senatori, e ci sai dire qualcosa in più? Che sensazione avete da lì, dal campo? Allora, Ciro, io ti dico che sicuramente ci sono dei colloqui poi singoli con i senatori, ma a differenza magari di quello che può essere il ritiro dell'anno scorso con Rudy Garcia, che sappiamo insomma aver creato questo consiglio degli eletti. Conte, ragazzi, basta vedere i video, a fine allenamento va a dare la mano a tutti i giocatori presenti della rosa, vi assicuro anche i ragazzini più piccoli, e questa secondo me è la cosa da sottolineare. Chiaramente la nostra notizia è giustissima, ma insomma vediamo anche questo lato qui, che è la differenza di Conte, che tiene tutta la rosa in considerazione, e secondo me la meritocrazia è quella che vince sempre poi alla fine. Oltre a Frank Zambo Anghissà, hai detto appunto del 5 a tutti i calciatori, però un'altra cosa che viene fuori da questi primi allenamenti è che questi calciatori stanno veramente buttando, intanto vedo Manuel Guardasole che saluto, Sì, dicevo, sì, lo salutiamo. effettivamente buttando il sangue, no Riccardo? Perché Conte li fa correre anche tanto. Sì, sì, assolutamente. Secondo me ancora non abbiamo visto neanche tutto, perché i giocatori stanno correndo, si stanno impegnando. Conte ieri ha detto come parola d'ordine la parola intensità. Quindi c'è questa voglia dell'allenatore di spremere anche al massimo i propri giocatori. È giusto così. L'anno scorso forse non è stato fatto abbastanza. Vedremo ora se premierà questa strategia, io credo di sì. Abbiamo visto della fascia alla caviglia con tanto di ghiaccio di Victor Osimhen della appunto prima giornata di allenamenti, però quest'oggi anche il Ciolito Simeone ha avuto un problema. Che cosa è successo con Simeone? Sì, anche il solito Simeone ha avuto qualche problemino, l'abbiamo detto in realtà anche ieri che il solito Simeone insomma si toccava la schiena, quindi probabilmente qualche affaticamento per lui, e ci può stare. Alla fine, Ciro, sono i primissimi giorni di ritiro, è normale anche che non tutti siano nelle condizioni.
Mi viene in mente per esempio proprio il suo, tra virgolette, antagonista, Walid Khedira, in questo momento è molto in forma, e magari Simeone in questo momento non è proprio al massimo. Intanto vedete che si sta spostando un po' la telecamera perché sta iniziando a diluviare di nuovo, ragazzi. Tempo molto E, molto incerto oggi qui a e Dimano, molto allora, variabile. dato che la Val di Sole è tornata ad essere Val di Pioggia, l'ultima te la faccio al volo, sta arrivando De Laurentiis. Ma allora, Ciro, io non ho avuto ancora la possibilità di avere questa notizia, quindi ce la stai dando tu Da o quello me lo che stai chiedendo? riferisce, da quello che riferisce Sky, De Laurentiis è in arrivo a Di Maro, Perfetto, dovrebbe essere lì tra stasera e domani mattina. perfetto. Chiaramente essendo in live non ho potuto seguire questa notizia, ma è una cosa che ci hanno chiesto qui tanti tifosi, c'è De Laurentiis a Di Maro e normalmente, insomma, il presidente è sempre stato qui dai primissimi giorni già del ritiro. Ad ora abbiamo risposto di no. Evidentemente, se l'ha detto anche una fonte autorevole come Sky, sta arrivando il presidente e quindi vedremo anche De Laurentiis qui in ritiro a Di Maro. Riccardo al volo, ricordaci gli appuntamenti di domani e ti lascio andare. Allora ragazzi, allenamento ore 9:30 successivamente, poi quando sarà finito l'allenamento, ricordiamo, vabbè, ci sarà ovviamente la sessione di autografi, poi alle 14 conferenza stampa del mister Antonio Conte e chiaramente allenamento pomeridiano, come tutti gli allenamenti pomeridiani, lo ribadiamo, ore 17:30 inizierà l'allenamento, ma sarà top secret a porte chiuse fino alle 18:15, quando poi si aprirà la tribuna, non solo quella stampa ma anche quella dei tifosi, e lì insomma poi ci sarà la possibilità di accedere e vedere l'allenamento qui al campo di Carciato. Grazie Riccardo. Grazie mille Ciro, buon lavoro, buona serata. Un saluto e ringraziamento a Riccardo Nicote e ovviamente a tutta la squadra di Calcio Napoli 24 impegnata in quel di Di Maro Folgarida. E allora ci siamo perché manca davvero poco all'arrivo anche di un altro appunto calciatore, tra l'altro vicino già qualche giorno fa, poi sembrava essersi raffreddata un pochino la pista. Stiamo parlando di un ulteriore difensore, arriva dall'Atletico Madrid, o meglio svincolatosi dall'Atletico Madrid, Mario Hermoso. Piace ancora e tanto al Napoli ed è disposto ovviamente ad aspettare. Servono però 2 cessioni in difesa, e sì, perché il Napoli ha ancora Ostigard, Nathan, Juan Jesus, è arrivato Rafa Marini, è arrivato Spinazzola, arriverà ovviamente Buongiorno tra pochissimo, e di conseguenza c'è ovvio anche Amir Rachmani, e quindi c'è abbondanza in difesa e qualcuno dovrà uscire per far posto a Mario Hermoso, che sarà il terzo puntello difensivo dello scacchiere di Antonio Conte. E sì, perché Antonio Conte ha rimodellato tutta la difesa, ha deciso di ristrutturarla in maniera nuova. Resta Amir Rachmani e probabilmente, a mio avviso, sarà ancora il titolare di questo Napoli, ma accanto a lui ci saranno Alessandro Buongiorno sicuramente al centro della difesa. Il terzo, al momento, visto che non c'è ancora Mario Hermoso ufficiale, sarà Rafa Marin, un giocatore arrivato davvero molto importante con il diritto di recompra che Real Madrid ha dato, ha preteso nella appunto cessione del giocatore al Napoli, e il Napoli potrebbe addirittura guadagnarci 70 milioni di euro tra 3 anni. Quindi un qualcosa di molto importante, un calciatore molto importante, secondo appunto Sky. Con Mario Hermoso potrebbe ovviamente essere finita lì per quanto riguarda i difensori centrali, con questo modulo che sta provando il nostro nuovo allenatore Antonio Conte, il 3-4-2-1, che potrebbe appunto essere una novità, che sostanzialmente è un 3-4-3, ma con il 2 che sono un po' più alle spalle dell'unica punta che al momento ovviamente è Victor Osimhen. E proprio di Victor Osimhen tra pochissimo andremo a parlare. Prima però vi parlo di questo calciatore, perché il Napoli si è inserito per Greenwood. Prima però va ceduto Lindstrom, il calciatore, lo sapete, è attenzionato da Antonio Conte, ve l'ho raccontato in prima persona, piace in Francia al Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma piace anche al Lione, francesi un pochino bloccate inizialmente per quello che è il contesto legato ai diritti televisivi del campionato francese, della Ligue 1, e di conseguenza
il calciatore non può essere ceduto perché le francesi non se lo possono ancora permettere. E allora cosa succede? Che Antonio Conte lo porta in ritiro, lo vuole valutare e poi si prenderà ovviamente con calma una decisione. Nel frattempo il Napoli si inserisce per Greenwood, lo riporta Sky, la Marsiglia ha già raggiunto un accordo con Manchester United, tocca al calciatore accettare nonostante le difficoltà appunto ambientali. Negli ultimi giorni c'è stato l'interessamento del Napoli, l'inserimento, ma prima dovrebbe vendere Lindstrom, che comunque si è interessata al giocatore, così come fatto anche dalla Juventus. La Lazio è più avanti tra le italiane, considerando un affare vicino anche a gennaio, ma la concorrenza non rende facile lo scenario. Lazio, che vi ricordo, per 2-3 milioni di euro ha ormai ceduto al Besiktas anche Ciro Immobile, che così lascia il campionato italiano. Per chiudere il discorso relativo alle sedute di allenamento anche di quest'oggi a Di Maro Folgarida, abbiamo un servizio, vi facciamo vedere in azione Antonio Conte e il nuovo Napoli. Eccole qua le immagini relative al nuovo Napoli targato Antonio Conte. Abbiamo visto spazi di allenamento, un po' di corsa, qualche appunto tiro verso
verso la porta qualche gol. Aurelio De Laurentiis in arrivo nelle prossime ore in quel di Di Maro Folgarida. Oggi un importante incontro perché a Roma ha incontrato per il restyling del Maradona sia Abodi che il sindaco di Napoli Manfredi. Oggi pomeriggio nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani a Roma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato il ministro Andrea Abodi e il presidente Aurelio De Laurentiis. Oggetto dell'incontro l'istituzione di un tavolo tecnico per il Ministero presso il Ministero per lo Sport finalizzato ad individuare le modalità di ristrutturazione dello stadio Maradona. Nei prossimi giorni il ministro Abodi provvederà alla costituzione del tavolo, ribadita la volontà delle parti di operare congiuntamente per rendere lo stadio Maradona moderno ed efficiente e sostenere secondo gli standard internazionali in vista delle future competizioni. Oggi, vi dicevo, è il B-Day, è il Buongiorno Day. Alessandro Buongiorno ormai prossimo a vestire la maglia del Napoli. Al Torino andranno 35 milioni più 3-4 milioni di bonus facilmente raggiungibili per un totale di 38-39 milioni, 2,5 milioni di euro a stagione per 5 anni, un quinquennale clausola rescissoria che parte dal terzo anno, dal 2027, ed è di 40-50 milioni di euro. Alessandro Buongiorno adesso è tornato in vacanza, noi con Ilario Covino lo abbiamo raggiunto. Buongiorno. Ciao Ale, Ciao. Ciao, Buongiorno a tutti. Sono tifoso del Napoli, grandissimo Ale. Mi fate una foto, raga? Ciao. Possiamo dare il primo buongiorno ai tifosi del Napoli? Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Cosa ti ha detto Conte quando vi siete visti prima della Germania, prima di partire per l'Europeo? No, era carico, mi ha caricato, quindi sono contentissimo. Vi siete anche risentiti quando si era insieme all'Inter, giusto? Ci siamo sentiti spesso in questo periodo, sì. Sei carico? Assolutamente, quello sempre. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Vai. Grande Ale, forza Napoli, eh? Grande, Prego. Forza Napoli. Ce possiamo fare? Vai. Grazie. Vai, grazie. Ciao, grazie. Ciao, prego. Ale, possiamo fare una foto? Vai. No, mi sono boccato due, tipo. Lo stai provando Forza Napoli. Ah, c'era un Ciao, Prego. Prego. Ciao. Allora, quindi questo era intanto a beneficio di Emanuele Bernardo. Non andiamo al telefono, Emanuele, non ho avuto modo di parlare con l'ospite, non può, quindi in questi minuti e gli stavo finendo un attimo di rispondere. Ecco qui, quindi non andiamo al telefono per Emanuele Bernardo, continuiamo invece con le notizie di calciomercato. Poi tra pochissimo vi farò vedere anche gente Di Maro, del nostro Alici come prima, inviato anche lui lì in quel di Maro Folgarida. Andiamo al touch. Cambiaghi passa ufficialmente al Bologna, andrà a giocare la Champions dall'Empoli al Bologna. Nicolò Cambiaghi è stato anche accostato al Napoli, di proprietà dell'Atalanta, in prestito all'Empoli. Nell'ultima stagione è stato accostato al Napoli come sostituto eventuale di Jesper Lindstrom in caso di cessione. In realtà il calciatore alla fine firma per l'Empoli e il Bologna ne comunica appunto l'acquisizione a titolo definitivo dall'Atalanta, con diritto alle prestazioni appunto sportive per i prossimi anni. Quindi il Bologna prende un calciatore che piaceva anche al Napoli, Nicolò Cambiaghi, seguito anche in passato da Cristiano Giuntoli. Ed arriviamo però a toccare il tasto rinnovo qui c'è Kvaratskhelia. Eh sì, perché ci sono parole importanti che sono state dette dal procuratore Mamuka Yugeli di Kvicha Kvaratskhelia. Eh sì, perché ha detto sostanzialmente, lui ha questa offerta del Paris Saint-Germain, ma tutto dipende dal Napoli. Se il Napoli lo vuole cedere, lo cede, se lo vuole tenere,
magari andiamo al rinnovo e ovviamente al prolungamento del contratto. Ne ha parlato ovviamente anche il Corriere dello Sport. Il Paris Saint-Germain fa sul serio, la storia è ancora in ghiaccio, il Paris Saint-Germain non molla nonostante il veto assoluto. Ha parlato Mamuka Yücel, che aveva visto appunto ADL Manna Düsseldorf quando Khvicha Kvaratskhelia stava giocando ancora all'Europeo, e invece anche lui in questi giorni è in vacanza dopo le fatiche dell'Europeo. Parole importanti che sanno di retromarcia rispetto allo sfogo in cui disse che Khvicha avrebbe dovuto cambiare aria, ma la distanza non è ancora stata colmata. Il Napoli cercherà di proporre ovviamente al giocatore un rinnovo, un prolungamento del contratto con 5-6 milioni di euro di ingaggio, mentre oggi ne percepisce 1,5, che sono effettivamente pochini per un calciatore come Khvicha Kvaratskhelia. Noi che cosa facciamo adesso? Perché ve l'ho detto, a Di Maro, insieme alla nostra squadra, Cialici come prima, gente Di Maro, e questa è la nostra rubrica e noi ce la guardiamo. Arrabbiati ragazzi, arrabbiati! Vai Frank, dai! Amici di Calcio Napoli 24, siamo a Di Maro. Anche quest'anno vi racconteremo il ritiro in maniera un po' particolare, parlando con le persone. Benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Gente Di Maro. Gente Di Maro, eccoci qua! Ad aspettare il pullman del Napoli quest'anno non c'era tanta gente come l'anno scorso. Forse è troppo caldo. Vabbè, perché tutti sul carro, quando poi le cose non vanno bene scendono. Io sono molto fiducioso. La fede è fede, chi è fedele alla propria maglia e ai propri colori dovrebbe venire anche in questi momenti. Comunque con chi c'era per ingannare l'attesa abbiamo parlato del più e del meno. Sono buono qua a Trentino, buono. A Trentino? In Trentino. Ah, e che cosa ci hai messo dentro? Specchio e formaggio. Ah, sei andato su un prodotto tipico. Classico. Un'altra scelta giusta che hai fatto è la maglia nera sotto questo bel calore. Sto schiattando, mamma mia. Da dove provieni? Da Parma. Io sono di Fano. Vengo dalla Germania appositamente. Io abito a Pisa. Io vengo da Reggio Emilia, però sono di Afragola. Abitiamo a Venezia, però siamo di Napoli. Allora, che cosa aspettarci da questa stagione? Cosa aspettarci? L'arma in più deve essere l'allenatore, deve essere. Quest'anno perlomeno in Champions ci dobbiamo arrivare. No, quest'anno ci rifacciamo, con Conte ci rifacciamo. Che cosa porta in più Conte? È la grinta, Tanta esperienza. Maturità. Grande entusiasmo. Fiducia. severità. È la severità. Sana buscona. No dai, è impossibile. Parliamo un po' di Rafa Marin. Marin è un punto interrogativo, non lo conosciamo, almeno io non lo conosco. Però diciamo l'ultimo anno aveva fatto bene. Giovane. Poi è bello alto. Sì. È grosso, è muscoloso. Sì. C'ha 22 anni. Sì. Provenienza Real Madrid. Sì. Dici solo sì tu. Viene da Real Madrid, ma da Real Madrid non ha mai giocato. Con quelli del Real Madrid in passato siamo andati bene, Cagliaon, Albiol, quindi speriamo, dai. Le prospettive ci sono per far bene. Se le cose non dovessero andare bene, noi sappiamo già come imprecare. Mannaggia Marin. Mannaggia Marin. Spinazzola se torna come agli europei. Spinazzola se sta bene secondo me può fare un grosso campionato a Napoli. Se sta bene ci darà sicuramente una grande mano. Ha avuto i suoi problemi. No, a Napoli non si romperà, perché a Napoli diventano tutti più forti. Amen. A me? Cosa vuole consigliare a Spinazzola per rimettersi in forma, per non infortunarsi? Deve lasciare in pace le pastiere quando viene a Napoli. Tutti devono rimanere fedeli alla promessa iniziale, a Maffaticà. Non può chiamare, mare di Napoli fa bene, no? Mangiano poche paste e patane, vai buono, vai forte. Dice la pasta e patate lo mette in Lo forza. mette in forza, bravo. A buffo di pasta e patane, Spinazzo, stammi a sentire a me. L'attualità ci porta allo stadio di Di Maro dove il Napoli sta tenendo il primo allenamento. Andiamo a parlare un po' con la gente sugli spalti. Grandi Alici come prima. Sarà lui, sarà lei. Sembra un gender reveal. Dimmi tu. Come va? Bene, tu? Abbastanza bene. Mo sono arrivati in questo istante, voleva accendere le sigarette. No, vabbè. Allora bene che l'abbiamo fermato. Come sta procedendo? Bene, mi sono pure emozionato all'inizio perché non lo so. Non me l'aspettavo, non lo so, la prima volta che vengo, bello. C'è un silenzio surreale, c'è proprio concentrazione per vedere, eh? Sì. Stavamo concentrati sulla Come se non si volesse disturbare. Assolutamente sì. Stiamo facendo lavorare tranquillamente. Non vogliamo dare fastidio al mister così non ha scusanti. C'è stata parecchia delusione, quindi volevamo magari vedere come si approcciava Conte, i giocatori, come si approcciavano anche al pubblico. Conte si è mostrato disponibile, si è mostrato carino con i tifosi. Assolutamente sì, io penso che sia contento. È contento. Mentre la squadra si allenava, il profilo Instagram del Napoli ha caricato la lettera di Di Lorenzo che praticamente mette fine
sottolinea tutte le voci di mercato del capitano. Di Lorenzo rimane e con una lettera cerca di riabbracciare il pubblico napoletano. Di Lorenzo, cos'è? Giocatore? Perché? No, non seguo il calcio, mi dispiace. Di Lorenzo? Rimane. 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 Oggi? Rimane. No, domani rimane. Rimane a Napoli. Rimane a Napoli. Mi sembra una cosa molto bella, anche la lettera che abbiamo visto è stata bellissima. Si è pentito, sì, l'ho sentito. Va bene. E quanti anni ha avuto Di Lorenzo? Lo perdoniamo? Ma sicuramente. Allora lanciamo io un messaggio d'amore. Ti aspettiamo a Castel di Sangro. Il nostro capitano lo aspettiamo a braccia aperte. Mettiamoci una pira su, come si dice a Napoli, quello che è stato, scudiamoci il passato, si menava lo vai sa. No, ma io lo sapevo che sarebbe rimasto. Era più Giuffredi che voleva mandarlo via da Napoli piuttosto che Di Lorenzo. Le parole, come si dice nel detto, come dice il detto, le porta via il vento, quindi fatti perdonare sul campo. Ma quelli che hanno fatto miso campo io non li perdono. Non li perdona lei? Ci hanno messo schifo in faccia per tutte parti. Tu suda la maglia e i tifosi ti perdonano. Se si comporta bene non lo perdoniamo, se no... Perdonato con riserva. Con riserva. Di Lore, perdonato ma con riserva. Forza Napoli, ovunque e per sempre, Lello 31. 31 e 31. Io sto ridendo da quando è partito, gente di Maro, perché davvero simpaticissimo ovviamente il nostro inviato. Poi rido dal mannaggia a Marin su Rafa Marin, lì mi ha letteralmente steso. Poi ovviamente anche il passaggio su Di Lorenzo che rimane. Vabbè, comunque vi invito ovviamente a seguire la nostra rubrica sui nostri canali ufficiali, sul nostro portale calcionapoli24.it, sul nostro canale YouTube. Grazie ad Alici come prima e la collaborazione appunto con lui. Tanto divertimento. Prima di passare a Victor Osimhen, ultimo segmento di trasmissione, 081 353 4588, fate impazzire un po' ste linee, telefonate, perché tanto c'è il nostro Emanuele Bernardo che vi mette in diretta insieme a me. Vi ripeto il numero che adesso compare in sovraimpressione: 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. Chiamate. Nel frattempo vi do gli aggiornamenti relativi a Victor Osimhen. Lo sapete, clausola rescissoria, 130 milioni di euro, 10 milioni di euro il suo ingaggio, troppi per le casse del Napoli, bisogna trovare una soluzione. Il calciatore vuole andare in Premier League, l'Arsenal però al momento resta defilato, il Chelsea che ha Romelu Lukaku che sarà il suo sostituto al Napoli non arriva a quella cifra lì di 130 milioni di euro, ma nemmeno ai 100 probabilmente con l'inserimento di Romelu Lukaku, mentre per quanto riguarda il Paris Saint-Germain lì si fa sul serio. Però comunque non si arriva alla clausola rescissoria di 130 milioni. Il Paris Saint-Germain si fermerebbe intorno ai 100 milioni di euro, a prescindere da Kolo Muani che piace all'Atletico di Madrid, che ha perso e comunque perderà nei prossimi giorni Alvaro Morata, che si trasferirà al Milan con un contratto triennale voluto a tutti i costi da Zlatan Ibrahimovic. Cosa possiamo dire? Possiamo semplicemente dire che il PSG, al di là di Kolo Muani, vorrebbe Victor Osimhen e si cercherà ovviamente di portarlo a casa. Ma noi andiamo al telefono, c'è Nando, pronto? Ciao Ciro, buonasera. Ciao Nando, buonasera a te. No, mi chiamo Leonardo. Ah, Leonardo, ok. Sì, okay. Siamo da Castel di Sangro. Da Castel di Sangro, quindi stai aspettando il Napoli in pratica. È logico, sì. Niente, volevo intervenire sul caso Osimhen. Ciro, io c'ho un sentimento, io credo che più giorni passano e più Osimhen c'è la possibilità che rimane a Napoli. Cosa ne pensi tu? Io penso che questa possibilità c'è, ma ti dico anche in maniera oggettiva che 10 milioni di euro netti, che sono quasi 20 lordi, sono troppi per le casse del Napoli, quindi non lo so. Poi se dovesse restare io sono contentissimo, perché avere Victor Osimhen in campo e soprattutto gestito da Antonio Conte potrebbe essere tanta roba e potrebbe segnare davvero moltissimi gol. Sì, perché io l'ho visto in allenamento, Osimhen era bello sorridente, scherzava, quindi non mi sembra uno che deve partire, non lo so, poi perché mi sbaglio, non lo so.
Ma guarda, vediamo che cosa succede. Io ho l'impressione, ho avuto anch'io la stessa impressione che potesse magari anche restare, però bisogna vedere perché quel fardello ovviamente dell'ingaggio è davvero molto molto pesante. Poi tra l'altro, caro Leonardo, va detto anche che il mercato in Arabia Saudita è ancora chiuso. Ancora 5 giorni, il 17 aprirà il calciomercato appunto in Arabia Saudita e lì potrebbe cambiare tutto perché la LIFA sul serio per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore nigeriano. E poi un'altra domanda, ma per venire Hermoso deve uscire uno tra Nathan, Ossicato e Juan Jesus? Sì, per vedere Hermoso dovrebbe uscire qualcuno, al momento il Napoli ha tanti difensori, quindi bisognerebbe far uscire magari qualcuno di questi che sono, non dico esuberi, ma comunque sono calciatori che potrebbero tranquillamente essere ceduti per far spazio ovviamente a Mario Hermoso, che andrebbe a completare il pacchetto arretrato del Napoli. Ok. Grazie Va mille, bene. vi auguro buona serata. Ciao. Forza Napoli. Grazie. Ciao. Grazie Leonardo. Rispondo ad Anna Pirozzi che mi chiede della maglietta. Eccola qui, Myland ci ha appunto offerto questo appunto accordo con le maglie. Tra l'altro non vi faccio vedere dietro perché mi dovrei girare e sarebbe un macello, ma abbiamo ovviamente il nome della nostra redazione, della nostra testata Calcio Napoli 24 e tutti ovviamente noi della redazione abbiamo le nostre appunto polo, così come avete potuto vedere magari anche dai nostri inviati lì in Trentino nella Val di Sole, mentre il buon Emanuele Bernardo oltre alla polo ha ricevuto anche qualche altra cosa in dono, ma lui è un discolo e un monello e mi fermo lì. Andiamo a vedere in attesa di qualche altra telefonata anche qualche messaggio, però vi voglio parlare del centrocampo. Ecco, bravo Emanuele, vi voglio parlare del centrocampo e in particolar modo vi voglio parlare di Emre Can, perché con Bruno Galvan vi abbiamo raccontato che appunto il Napoli attenziona appunto il calciatore del Borussia Dortmund, Emre Can, che piace, ma che al momento non è un obiettivo concreto in quanto non c'è nessuna trattativa in corso. Il Napoli in questo momento a centrocampo è un po' fermo. Bisogna capire come Antonio Conte vorrà giocare. Se il modulo sarà il 3-4-2-1 che sta provando, per esempio, serve un centrocampista, sì, però non dimentichiamoci che ci sono Caiuste, che c'è lo stesso Gaetano, che sono ancora appunto in organico e ci sarà anche Folonuscio, oltre a Frank Zambo-Anghissà e Stanislav Lobotka che dovrebbero essere i titolari. Quindi al momento a centrocampo non c'è ancora nulla di concreto, però Emre Can è uno degli obiettivi, è uno dei nomi accostati al Napoli e che, dal quale siamo riusciti ad avere notizie appunto positive riguardo la trattativa. Wesley Ebert. Ciro, rispondimi, fra Lukaku e Morata chi preferisci? Io Alvaro Morata per l'età, però se Antonio Conte preferisce Romelu Lukaku al di là dell'età e dell'europeo che ha disputato con il Belgio, un motivo ci sarà e io di Antonio Conte mi fido ad occhi chiusi. Ieri sera ero ospite di tifosi napoletani del buon Gennaro Montuori, ero insieme al capitano dei capitani Beppe Bruscolotti, ero insieme a Ciro Muro e a mister Rivellino e quando si è parlato di Alessandro Buongiorno Beppe Bruscolotti lo ha paragonato a se stesso, ha detto che è il nuovo Bruscolotti. Io aggiungo che ha delle qualità anche diverse, in grado anche di uscire palla al piede, perché con Conte sicuramente avrà dei margini di miglioramento importanti. Nunzio Saporito, le notizie che girano su Greenwood al Napoli sono attendibili, ti dico Nunzio, ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione, quello che però ti posso dire, caro Nunzio, è che al momento noi non ne abbiamo di notizie certe, abbiamo riportato ciò che è stato riferito da Sky e Sky ha parlato di questo interessamento del Napoli, ma niente di più che un interessamento, con il Marsiglia di Roberto De Zerbi invece sempre più avanti nella trattativa e nella possibilità di portarlo in Francia e in particolar modo alla Ligue 1.
Nel frattempo arriva però dall'Inghilterra, da The Sun, proprio una notizia relativa a Greenwood. Greenwood si prende troppo tempo in Marsiglia, vira su Adingra del Brighton. Secondo quanto appreso dal The Sun, il club francese starebbe virando su Simona Adingra del Brighton, che il tecnico Roberto De Zerbi vorrebbe allenare nuovamente in Francia dopo averlo avuto in Inghilterra. Questo però anche perché l'esterno britannico ci starebbe mettendo troppo tempo per prendere una decisione per il futuro. Quindi vedremo che cosa accadrà per quanto concerne ovviamente il calciatore del Manchester United, che piace e come che piace appunto, come dicevo, al Napoli, ma che al tempo stesso è un calciatore che è attenzionato da altri club. Per quanto riguarda il resto, vi abbiamo parlato di Lindstrom, vi dico anche di Nathan, non è cambiato nulla da quel punto di vista, il Napoli lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, non vorrebbe la cessione del giocatore, il Napoli potrebbe anche entrare nell'ordine di idee di cederlo in prestito, in quanto magari ci punta e potrebbe magari avere un'evoluzione in positivo per poterlo portare poi all'ombra nuovamente del Vesuvio e potergli anche concedere la possibilità di giocare nel corso degli anni. Però al tempo stesso possiamo dire che Antonio Conte lo vuole visionare, lo sta visionando dal vivo, lo sta guardando negli allenamenti per insieme ad Ostigard e insieme appunto a Lindstrom e a Gianluca Gaetano quale possa essere il suo futuro. Capitolo Mario Rui, perché il calciatore, l'esterno sinistro, invece vuole tornare in Portogallo. Ci sono 2 o 3 club che lo stanno attenzionando, c'è lo Sporting Lisbona, c'è il Benfica, che hanno chiesto appunto informazioni sull'esterno gestito da Mario Giuffredi. Il calciatore vuole tornare in patria, vuole tornare in Portogallo e vedremo che cosa accadrà. Invece per quanto riguarda i giovani che sono presenti lì, per esempio vi abbiamo raccontato di Luigi Davino, anche lui potrebbe anche, magari dovesse accadere qualcosa di particolare nella lista, potrebbe anche entrare appunto nell'ordine di restare, potrebbe rimanere in organico proprio per la questione di lista che vi dicevo in precedenza, ma al tempo stesso vi dico che ci sono tanti club di Serie B e di Serie C che lo seguono con attenzione e che vorrebbero appunto portare il giocatore nelle proprie fila, nei propri ranghi. In particolar modo ci sono club di Serie B che appunto lo vorrebbero. Invece per quanto riguarda Matteo Politano non ci sono novità al riguardo, vi posso invece dire che ci sono novità sul Ciolito Simeone, anche lui attenzionato, piace sempre alla Lazio, occhio, perché è arrivata la cessione ufficiale di Ciro Immobile al Besiktas. Il calciatore ha salutato anche i tifosi della Lazio con un lungo messaggio sui propri canali social ufficiali. Con Ciro Immobile al Besiktas adesso si libera il posto di centravanti per la Lazio e Baroni potrebbe riabbracciare nuovamente, così come è stato in passato all'Hellas Verona, il Ciolito Simeone. Vedremo ovviamente che cosa accadrà. Noi siamo in chiusura, non mi resta ovviamente che ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito al canale 79 del Digitale Terrestre, in particolar modo una persona. Andiamo a salutare ovviamente anche tutti quanti voi che ci avete seguito al canale YouTube, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina, scrivete i vostri messaggi. Mi raccomando, seguite Calcio Napoli 24 perché gli aggiornamenti da Di Maro saranno sempre tantissimi con i nostri inviati. Domani anche la conferenza stampa di Antonio Conte, subito dopo la fine di Calcio Napoli 24 live. Un ringraziamento al mio compagno di viaggio Emanuele Bernardo in cabina di regia. Da Ciro Novellino è tutto, restate sintonizzati su Calcio Napoli 24 TV. Ciao!